sportivi e tifosi, nuovo match. Gli highlights di questa settimana sono gentilmente offerti da Saf Spa, a sede a Valliona in via Casalin 3. Un grazie anche a Commit SRL con sede a Veggiano in via dell'Industria 23. E un grazie anche a Mediapack con sede a Montebello Vicentino, località Francazzana 23. Vi lascio alle immagini del match. Stefano, si esce da San Martino di Lupari, dal Gianni Casè, con buon punto per il Montecchio Maggiore dopo una gara sofferta, ma direi un punto meritato. Direi proprio di sì. Tra l'altro chiudiamo anche questa fase negativa e ricominciamo a fare punti. Sono veramente contento per la squadra. Abbiamo sicuramente disputato una buona partita di fronte a una squadra che non ha regalato nulla e quindi insomma è motivo di soddisfazione, insomma, credo, per la squadra. Un Montecchio Maggiore nel primo tempo cinico, quel cinismo che magari in altre partite è mancato, poche azioni ma gol e vantaggio. Ma certo, bisognerebbe far così, sarebbe sempre bello far così, riuscire a fare poche azioni ma decisive. E vabbè, insomma, oggi è andata bene, potevamo anche raddoppiare secondo me nel secondo tempo, prima di subire il pareggio potevamo raddoppiare, abbiamo preso una traversa, abbiamo fatto 2 o 3 situazioni pericolose e poi comunque loro sono usciti con la forza della loro squadra, che è un'ottima squadra, questa qua allenata bene, e sono riusciti a pareggiare e abbiamo un po' sofferto alla fine, però insomma credo che il punto sia meritato. Insomma, ecco. Domenica prossima, commiato dal Pugino Cosaro, ci aspettiamo un Montecchio con lo stesso atteggiamento e magari ancora un po' più concreto per magari portare a casa quella vittoria. Ma questa è la speranza, speriamo che i ragazzi, io ho sempre detto che i ragazzi in questo momento si stanno comunque allenando bene anche dopo aver avuto la certezza di aver perso la categoria, però si sono sempre allenati bene, si sono sempre preparati bene e credo che faremo questa ultima settimana nella maniera giusta per riuscire a chiudere nel miglior dei modi l'ultima partita in casa, insomma, ecco.